Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati anche oggi amici dell'oroscopo, in questa giornata di metà settimana, questo 18 maggio, siamo pronti ad accompagnarvi con tutte le ultime novità, quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Ariete, Venere, Giove e pure la Luna amici vi faranno prendere decisioni importanti oggi. Un incontro poi potrebbe aprirvi nuove e vantaggiose prospettive lavorative, non fatevele scappare. La vita vi sta portando dei doni e ve li sta offrendo su un piatto d'argento, gioitene e approfittatene soprattutto. Toro, Luna in trigono dal pomeriggio che risveglierà un'aria frizzantina intorno a voi, oltre al desiderio di conoscere e sperimentare. Porterete ovunque oggi un tocco di originalità. Nella vita di coppia invece non mettete al centro solo i vostri bisogni, siate più attenti anche alle esigenze del partner. Gemelli, passiamo a voi. Se con Marte un po' bisbetico dai pesci sentite una grande stanchezza addosso, non indugiate a farvi dare una mano in casa per le faccende più faticose, ne avete bisogno anche voi. Avete voglia invece di un cambio di look? Il semaforo è verde per tutte le scelte, Venere infatti è vostra complice, sfruttatela. Cancro, con Plutone opposto non fatevi coinvolgere in situazioni poco chiare, mi raccomando, ignorate le sfide e procedete dritti sulla strada indicata dal vostro buon senso. Evitando scelte a metà, infatti punterete sulla realizzazione di progetti ambiti, un aiuto non tarderà ad arrivare. Leone, la luna è ancora in Sagittario per tutta la mattina, vi arrenderete alle avance di qualcuno che è entrato in punta di piedi nella vostra vita e ora è diventato essenziale a dir poco. Anche se Saturno è ostile, dall'altra parte non è proprio il caso che vi rinchiudiate in casa, andate incontro agli altri invece mostrando il vostro grande sorriso. Vergine, Mercurio inquadrato dai Gemelli potrebbe amplificare la tendenza all'elucubrazione, siate meno evanescenti e più radicati a terra, puntate sull'azione, consigliano le stelle. Con Nettuno avverso poi stenterete a trovare un senso alle cose che sul lavoro vi ritrovate a dover fare, ma fate comunque. Bilancia, Giove e Plutone vi ostacolano in giornata, meglio non mettervi in gioco con collaboratori sfuggenti e arrivisti, anche da soli infatti potrete dimostrare quanto siete in gamba, forse anche un po' di più. Non temete di strafare, Saturno infatti vi guiderà saggiamente contro le infelici sortite di un Giove in giornata ostile. Scorpione, siamo arrivati a voi. Saturno nemico forse creerà l'ennesimo contrattempo che vi renderà tesi e ansiosi, ma non dimenticherete che la calma è la virtù dei forti, tenetelo bene a mente. Nella vostra attività in più affronterete di petto gli eventi gravosi che si dovessero presentare e ve la caverete pure alla grande. Sagittario, il cielo astrale di oggi vi assicura la compagnia di gente allegra e simpatica intorno a voi che vi farà scordare il fastidio di qualche piccolo malessere. Sentirete l'esigenza di fermarvi per fare il punto su diverse situazioni un po' confuse fino a qui nella vostra vita. Capricorno, pomeriggio inquieto per voi a causa della luna che si quadra a Giove in pesci. Correte quindi ai ripari con un'attività rilassante o una chiacchierata con un amico. Il segreto per una buona armonia in famiglia lo volete sapere? È saper mediare e dare buone risposte alle esigenze di ognuno, provateci. Acquario, e con voi siamo quasi alla fine. Avrete un'idea brillante che vi darà la possibilità di risolvere una questione spinosa tenuta in sospeso da troppo tempo. Ringraziate oggi Mercurio e Giove. Venere in sestile vuole il vostro meglio, l'affetto di una persona cara vi scalderà cuore e anima. E chiudiamo quindi con i pesci, non ci siamo dimenticati di voi. Non rispondete alla sfida di un collega con la sua stessa moneta, siate collaborativi e le cose si muoveranno di sicuro e decisamente a vostro favore, provare per credere. Giornata con le stelle un po' opache, quella di oggi, con un amore non proprio brillante, ma non perdete la calma. Ed è tutto quindi anche per questo mercoledì con l'oroscopo del giorno, noi ci ritroviamo domani ancora con tante novità, una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0